Buongiorno. Sposto il tavolino che ho pulito. Domenica mattina, se no non sarei qua. E c'è un sole bellissimo. Una meraviglia questo sole qua. Questo lenzuolo è da buttare, però sto pensando, perché è tutto rotto, sto pensando di farlo un po' a pezzi e usarlo come stracci, per fare degli stracci praticamente, perché mi scoccia buttarlo, però sto tessuto qua secondo me lascia pelucchi, quindi non sono convinta di farci stracci. Qualcuno prende il sole. C'è anche posto sullo sgabello per qualcun altro. Mamì, si sta bene al sole, eh? Ho dei capelli che fanno paura. È dormirci sopra dopo averli lavati e così. La candela che avete visto non è una collaborazione, non è una sponsorizzazione, l'ho comprata io. Perché mia mamma aveva un codice sconto che dava la possibilità di pagare la metà le cose, e quindi io mi sono comprata questa candelona gigante. Il profumo mi piace, ma non è quello che... cioè, non mi aspettavo un profumo così. Questa dovrebbe essere vaniglia, cocco, monoi, se non sbaglio. Ma vi dirò che di vaniglia non sa, di cocco neanche, forse solo di monoi a questo punto. E però non è quello il profumo che mi aspettavo. Vabbè, adesso devo fare colazione. Colazione. E intanto questa profuma un po' perché Pippo aveva fatto una cacca gigante e lui non le copre le cacche. Ieri sera mi sono messa a fare un lavoretto. Sono un po' indietro con questi vlog. Vabbè, mi metto di qua un attimo. Ieri sera mi sono messa a fare un lavoretto, ovvero a tagliare i fiori di fuori, perché ormai va sotto zero, quindi cioè ormai basta fiori. Anche se la surfinia l'ho tagliata e l'ho appoggiata per terra, sembra un tappeto di fiorellini bianchi. È una figata. Se non faccio danni, non sono io. Ok, c'ho il piedistallo dell'ombrellone dietro, per cui sono un po' incastrata qua. Perché di solito io mi metto dall'altra seduta. Vabbè. Questo è uno dei croissant che non so se avete visto nel video The Gusta Box. È uno di quelli, ho provato a scaldarlo in friggitrice all'aria, però sinceramente il gusto è quello da panettone che a me non piace nei croissant, però sono da mangiare. È domenica, mi mangio un croissant, ma vi dirò la verità, non sto seguendo una dieta particolare, quindi mi capita di mangiare, anche perché su dai miei ci sono ancora brioche, sì, croissant, quelli confezionati, e siccome loro non li mangiano più, ogni volta che vado su ne mangio uno, e per finirli, in modo da finirli, che non vadano male, insomma, che non siano da buttare. E quindi non è che io stia molto attenta a questa cosa del non mangiare troppi dolci confezionati, perché sto cercando di aiutarli a finire quella roba che loro non possono mangiare. E vabbè. Comunque ho provato a scaldarlo, ma sinceramente la consistenza rimane tale e sembra, cioè, non so se cioè, una volta schiacciato rimane schiacciato e diventa un patacone da mangiare, una ciunga praticamente. Non è una bella consistenza. No. Comunque, tra 2 giorni ha messo neve, anzi da domani sera
dovrebbe iniziare a nevicare. Io spererei di no, ma cioè finché nevica in alto va bene, ma quando nevica in paese. Consideriamo poi il fatto che ho una macchina nuova e non ho mai guidato con quella sulla neve. C'è da considerare quello. Cioè, lo capite che non si spezza neanche. È asciutta, è. Come faccio a spiegarvi la cosa? Cioè, se io la schiaccio, rimane schiacciata. Cioè, una consistenza pessima, neanche quelle dell'Eurospin e del Lidl sono così. Sono molto più morbide. E il gusto è diverso. Questa è marchio Bi Stefani, ricordatevelo, non sono buone. Neanche scaldate. C'era un uccellino dietro di me. È pazzo. Perché ci ho messo il cibo di là, no? Pepe prende il sole ma controlla gli uccellini nel frattempo. Guarda che è qua giù Pepe, eh. Vieni qua a vedere, è qua giù. Comunque anche oggi ho dormito le mie 10 ore e passa. Io la domenica dormo. Io sono una che dorme tanto, se può, se riesce a dormire. E anche oggi ho dormito fino a tardi alla fine perché erano le 10. No, un po' prima. No, sì, un po' prima delle 10, dai, però ho dormito parecchio. Adesso devo andare a vedere se la lavasciuga ha finito, che in teoria sì. L'ho messa a andare stanotte per gli asciugamani, perché adesso non si asciugano di fuori. C'è l'uccellino che sta facendo il bagnetto nella grondaia. Ti sta tirando acqua ovunque. E stavo dicendo, adesso non riescono ad asciugarsi con la temperatura che c'è di fuori. Sì, c'è, il sole è caldo, ma fa freddo. Quindi ho detto uso la lavasciuga e boh, insomma. La modalità asciugatura, che caldo che c'è, che meraviglia. La uso solo per gli asciugamani e le lenzuola. Lavasciuga. Se no lavo solo. I vestiti mi piace di più asciugarli normalmente, anche perché se si asciugano con la lavasciuga prendono comunque odore di asciugatrice e non mi piace tanto, cioè il profumo praticamente svanisce totalmente. Non riesco a tenere gli occhi aperti. Ecco, c'è Pepe che guarda di sotto. Pepe, dov'è Cipi? E ce n'era più di uno. Adesso sono sull'albero. Eccoli, eccoli. Eccolo, eccolo, eccolo. Era arrivato qui. È pazzo, va al suicidio. Sono pazzi. No, non è lì. No, Pepe, non è lì. Cosa fai? Cosa aspetti? I chip? Stai aspettando Cippi? Ma oggi non ti vogliono tanto bene, vero? Prendi il sole, amore. Devo andare a vedere l'asciugatrice, la lavastoviglie qua, come si chiama? Come si chiama? Lavatrice. La lavatrice. Ah, vi faccio vedere il tappeto di fiori. Faccio così. Eccolo là, un tappeto di fiorellini bianchi. Comunque, io dovevo venire qua. Oh, che bella calda la roba. Oh, che meraviglia. Oh, che meraviglia. Devo sentire se è tutta asciutta, sì sì. C'è di sicuro più ordine di prima. Decisamente.
e sicuramente riordinando in base ai colori verrebbe meglio l'armadio, perché così è un gran caos di colori e non mi piace tanto, non è ordinato, però non è adesso il momento di farlo perché devo andare a portare giù i fiori, quelli che ho tagliato. Ecco, devo portare giù quelli e prima di far quello devo anche vestirmi. Andiamo! Peppe mi ha fregata, è entrato in camera. Vieni fuori, dai! Vieni! Peppe! Lì per terra c'è tutta la roba da lavare. Pepe! Pepe! Vieni! Pepe! Vabbè, ti chiudo lì, Tanto a lui non gliene frega niente, anzi è contento di essere chiuso lì.